La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani inizia con la festa della cattedra di San Pietro il 18 di gennaio e si chiude con la conversione di San Paolo il 25 di gennaio. È così dal 1908, perlomeno nell'emisfero nord del pianeta. È preceduta dalla giornata per il dialogo fra cattolici ed ebrei che si celebra ogni anno il 17 di gennaio. Il tema per l'edizione 2026 dell'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani è tratto dal capitolo 4 della lettera agli Efesini. Uno solo è il corpo, uno solo è lo spirito, come una sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati. Nel settembre del 2024 è stata riconsacrata la cattedrale madre e quindi nella capitale dell'Armenia si sono riuniti i vari esponenti del Dicastero per l'unità dei cristiani, il Consiglio ecumenico delle chiese, in modo che ci fossero veramente tutti, ed è stato individuato il brano di Efesini 4, versetti 1-13. E poi è stato stilato questo percorso che viene comunicato, sui quale le comunità poi locali lavorano per adattarlo a quelli che sono i bisogni del luogo. Nel territorio del Tigullio l'appuntamento è venerdì 23 gennaio alle 19 nella chiesa di San Siro a Santa Margherita Ligure. Lo abbiamo preparato come commissione cattolica, ma anche con gli evangelici e contattando anche le altre confessioni. Al centro ci sarà la lettura della parola, come sempre. Al centro ci sarà la lettura della parola, sia dell'Antico Testamento che del Nuovo Testamento, e poi naturalmente il Vangelo. E il commento viene fatto dai rappresentanti delle varie confessioni. Telepace si mette al servizio di questo appuntamento di riflessione e di preghiera. A partire da sabato 17 gennaio ogni sera il commento della parola è affidato ad un esponente delle varie confessioni cristiane. E questo secondo me è proprio bello per tutto il popolo di Dio, perché comunque riconoscere il pastore di riferimento, la persona di riferimento, è una cosa veramente molto positiva. Se dovessi descrivere in una parola per chiudere questo cammino nella nostra diocesi, cosa diresti a chi ci ascolta? A me verrebbe da dire il dialogo della vita, è proprio mettere in evidenza quello che lega, quello che unisce, no? Perché poi è questo che fa. Noi non cambieremo il discorso teologico, sicuramente non è a noi che tocca, la relazione sì, perché l'amore è quello che resta ed è quello che conquista.